cercherò di condensare le cose che avevo preparato, andando però ad enfatizzare quello che è il tema di questo secondo tavolo del convegno di oggi, che è il rapporto che c'è tra Villa Contarini e il territorio circostante. Abbiamo già visto dalle relazioni che mi hanno preceduto come ci sia una connessione strettissima con l'acqua, come le attività che si sono sviluppate in questo come in altri territori veneti siano molto più complesse e articolate di quelle che magari potevamo in modo semplicistico immaginare. Ecco, allora io brevemente affronterò due argomenti. Il primo riguarda il parco, uno degli elementi sicuramente più evidenti per chi attraversa questo territorio che circonda Villa Contarini, con i suoi spettacolari viali di entrata o nel retro che la proiettano in modo molto molto ampio sul territorio circostante. Però poi mi permetterete, io sono un dottore forestale, mi occupo di foreste, da molti anni le mie attenzioni si sono poste su un tema che per me è diventato quasi un'ossessione, che è quello di riportare tra noi un elemento che abbiamo perso completamente di quell'epoca veneziana, che invece in modo così monumentale è ancora rappresentato dalle ville. C'erano altre cose che segnavano la terraferma veneziana e per le quali Venezia aveva contribuito a costruire ogni minimo particolare. Erano i boschi che davano forza alla sua flotta e la mirabile organizzazione del territorio che, partendo dalle nostre montagne, ma non solo, permetteva di avere sempre a disposizione il legname che serviva. E siccome il parco di Villa Contarini in parte ha iniziato un'evoluzione che lo sta portando verso una forma forestale, mi permetterete di fare alcune considerazioni su quello che nel Veneto di oggi sta avvenendo intorno alla riscoperta non tanto del suo patrimonio storico-architettonico, che mi pare non ce lo siamo mai dimenticati, ma invece del suo patrimonio arboreo di pianura che abbiamo completamente non solo dimenticato ma annientato per il 99,9%, e non sto sbagliando le approssimazioni. Allora, questo parco, il Parco della Villa, nasce in un contesto geografico molto particolare. Siamo su un terrazzo fluviale, abbiamo qui davanti il Brenta e al bordo di questo terrazzo sostanzialmente viene costruito un sistema molto complesso che presto viene irrorato dalle acque, abbiamo visto prima, delle risorgive, poi del Brenta, e alla fine gestisce un grande podere agrario caratterizzato nella prima fase soprattutto dalla presenza del riso, da una di queste colture più ricche. Se potevi facevi riso, ovviamente, perché era una delle culture più redditizie del tempo. E già in quell'epoca, nell'epoca quindi dei Contarini, cominciamo a vedere qualche piccolo abbozzo di quello che poi diventerà il parco, e soprattutto quella che noi chiamiamo adesso ancora il brolo del Castellaro, una piccola porzione qui uscendo verso il retro della villa sulla destra. Questo sistema, io oggi non ho assolutamente il tempo di fare un excursus dettagliato, i minuti veramente sono una manciata. Diciamo che questo sistema si sviluppa in modo molto ordinato per alcuni secoli e va incontro poi a un primo ciclo di decadenza, ce ne saranno 3 in realtà di cicli di decadenza, verso la fine del Settecento. Quindi verso la fine sostanzialmente della Serenissima, quindi la decadenza delle ville e di quello che gli sta intorno segna sempre delle fasi storiche ed è quasi una specie di barometro dello stato di un territorio. Le ville sono la magnificenza di questo territorio, ma al tempo stesso decadono quando i cicli economici, sociali e socio-economici si inceppano prima di poter riprendere. Abbiamo già sentito prima dalla relazione che mi ha preceduto che il parco che noi vediamo sostanzialmente è legato all'arrivo di questa famiglia che poi si è rivelata essere molto capace dal punto di vista imprenditoriale, che sono i Camerini. Il grande parco che oggi circonda questa villa è uno dei più grandi parchi che ci sono attorno alle ville venete. Di fatto prende forma tra il 1870 e il 1880, tant'è che nelle prese IGM del 1887 ne vediamo già definiti i contorni, per poi essere completato con il progetto di Camerini, che gioca molto sull'acqua. Era ovviamente uno degli elementi estetici principali qui, come un po' in tutto il mondo. Insomma, quando vuoi fare delle scenografie usi gli alberi, ma devi usare anche l'acqua, non puoi fare, se ce l'hai l'acqua ovviamente, se non ce l'hai quasi te la devi inventare. Vediamo cosa stanno facendo negli Emirati Arabi adesso,
la devi avere l'acqua se vuoi mostrare la tua magnificenza con quello che attorno alla tua dimora riesci a creare come scenografia. E questo secondo ciclo, diciamo, di costruzione, anzi il vero primo grande ciclo che costruisce il grande parco intorno alla villa attuale, termina intorno al 1940. Seconda guerra mondiale, sappiamo cosa è successo al nostro territorio, un momento di enorme disordine da tutti i punti di vista. È evidente che cose che sono quasi il superfluo si perdono più facilmente di cose che invece magari sono più importanti, ma sono stati anni in cui abbiamo perso praticamente tutto, le nostre città bombardate, i nostri impianti industriali distrutti, ponti, strade, figurarsi se un parco di una grande villa resta in piedi. E quindi in questo periodo abbiamo, se vogliamo, il termine di questo secondo ciclo di sviluppo. E è interessante notare che durante questa fase ci sono grandi abbattimenti, si fa legna, serve scaldarsi, serve mangiare sostanzialmente, quindi durante il disordine della seconda guerra mondiale, l'immediato dopoguerra, qui si fa legna, ma non solo qui, si è continuato a fare legna e a tagliare legname pregiato di latifoglie nobili e di conifere nei parchi delle ville venete fino a tempi non molto lontani da noi. Io conosco ditte boschive venete che hanno fatto fortuna tagliando cedri nei parchi delle ville e c'era un fiorente mercato di legnami pregiati che prendevano non dalle foreste che non avevamo, la pianura veneta è priva di foreste da svariati secoli, ma da quello che assomigliava di più alle foreste che erano appunto i parchi delle ville. E fino ad arrivare poi a un vero e proprio smembramento. Qui vediamo una mappa del 1953 che mostra il grande fondo agrario, nel frattempo trasformato in villa con l'ippodromo e tutte le altre cose che c'erano, che viene proprio smembrato, di fatto cedendo la parte più settentrionale, di cui resta vivo adesso solo il grande viale di Tigli, e concentrando quindi la parte vera e propria di parco nella parte più prossima alla villa stessa. E è interessante notare che in questo periodo di decadenza arrivano spontaneamente, quindi c'è una specie di naturalizzazione del parco, arrivano spontaneamente molte specie che noi adesso chiamiamo invasive, sono semplicemente delle specie opportunistiche che si arrangiano anche senza l'uomo, mentre le specie esteticamente più piacevoli hanno bisogno di noi perché sono un effimero che noi riusciamo sostanzialmente a tenere intorno a noi, c'è chi si arrangia splendidamente e fa il lavoro che la natura l'ha chiamato a fare, cioè occupa lo spazio che nel frattempo si è liberato. Penso alla robinia, penso all'ailanto, alla Broussonetia papirifera, fra l'altro la prima pianta con la quale l'umanità ha costruito la carta, quindi anche interessante dal punto di vista culturale che sia qui tra di noi. E una parte, alcuni nuclei del parco vanno addirittura verso un'evoluzione che li porta a prendere la forma di un vero e proprio bosco. La fondamentale differenza tra un parco e un bosco è che mentre nel parco ho normalmente delle specie esotiche coltivate solo per la loro funzione estetica e attentamente seguite individuo per individuo, invece in un bosco è l'insieme degli individui che conta, non vado a guardare il singolo albero. E soprattutto io sono solo un pilota, un indirizzatore. Io, fra l'altro, sono appunto un forestale e questo è il mio lavoro. Io do degli indirizzi, ma non mi preoccupo del singolo albero. Ecco, una parte di questo parco, dopo appunto secoli di grande gloria, è diventato questo, quindi apparentemente una sua decadenza, ma vedremo che, almeno nella mia lettura di quello che sta succedendo, non è esattamente così. E arriviamo all'ultima fase di costruzione di quello che ormai è tardi, ma penso che gran parte di voi l'abbiano attraversato, il parco di Villa Contarini, ed è la fase in cui un altro imprenditore, un imprenditore che le sue fortune le aveva già fatte e come, Giordano Emilio Ghirardi, acquista nel 1969 il bene che dopo le distruzioni belliche non si era sostanzialmente più ripreso, e avvia un grandioso recupero della villa perché pensava in grande sostanzialmente come un vero grande proprietario di villa, quindi un po', se vogliamo, spostato avanti nel tempo, però si trovava a fare un lavoro, a comportarsi come se fosse nato qualche secolo prima. Recupera oltre alla villa il parco e
ci dà sostanzialmente il parco così come noi lo vediamo oggi. Che cos'è questo parco? Velocissimo. Questo parco che, fra l'altro, come poi vedremo nella parte finale del convegno, è diventato proprietà diretta della nostra regione nel 2005 ed è gestito direttamente dalla regione del Veneto. E in questo parco sostanzialmente vengono per la terza volta rimessi a posto il sistema, vengono fatti i grandi interventi sulle acque di cui ha già parlato prima la professoressa Curci e alla fine si cristallizza la situazione che noi conosciamo oggi. È un grande parco, circa 45 ettari, 14 sono veramente vegetazione di tipo arboreo, il resto sono superfici prative, specchi d'acqua e compaiono questi, in fondo alla mia lista, 6 ettari di bosco di alto fusto di latifoglie. Ecco, questa è la parte che appunto nessuno ha progettato, però è lì. Se fossimo stati in un'altra epoca storica, la prima cosa che avremmo fatto, saremmo entrati, l'avremmo eliminata perché avremmo detto è qualcosa che non c'entra. Invece la cosa curiosa è che la cultura del nostro tempo, che dà molta importanza agli aspetti naturalistici, ha detto beh, tutto sommato puoi restare lì, magari ci penseremo poi che cosa facciamo di te, intanto lo mettiamo in ordine e poi vediamo se ci viene qualche buona idea e magari vediamo se stasera qualche buona idea ci sta venendo. Questo parco ha 3 fondamentali valori, ha un valore estetico sul quale non mi soffermo più di tanto. Spesso noi diciamo che una cosa è bella quando è molto varia, basta che guardiamo questa stanza in cui siamo dentro, vogliamo essere affascinati dall'incredibile capacità di associare le conchiglie, quindi è la diversità che rende bella una cosa e spesso la bellezza è legata proprio alla diversità di quello che noi abbiamo davanti. E una cosa notevole è che in questo parco ci sono almeno un centinaio di specie diverse di alberi che vengono da tutto il mondo, quindi in un certo senso fai il giro del parco e fai il giro del mondo, solo che invece che dover prendere costosi biglietti aerei ti fai una bella passeggiata riossigenante e se qualcuno poi ti guida, e c'è una bellissima guida al parco, puoi apprendere cose molto curiose su molte specie di alberi. Qui viene messo un elenco delle specie più diffuse. E ho già detto che l'elemento estetico sicuramente romantico, un pezzo di bosco in un parco storico ci affascina perché è diverso dal resto, quindi aumenta diversità e perché poi ospita lui stesso qualcosa che adesso noi apprezziamo ed è il valore naturalistico. E se andiamo a vedere una parte importante del valore naturalistico, sia a livello floristico che a livello faunistico, è proprio legata a questi nuclei nascenti di bosco di pianura. La flora, non solo quella arborea, è molto diversificata, tant'è che abbiamo addirittura elementi di tipo nemorale, quindi la flora del sottobosco, qui ho messo il famoso bucaneve, il Galanthus annivalis, ma quello che poi ci colpisce di più è la ricchezza faunistica. Qui a un certo punto, vedete in basso la mia immagine, ho messo un simpatico profilo da tipo sveglio dell'airone guardabuoi, specie africana che un bel giorno, forse aveva capito che stava per arrivare il cambiamento climatico, ha detto a nord, andiamo a nord. Forse si sono mossi un po' prima degli altri e sono arrivati qui, erano già arrivati prima nell'evoluzione della nostra fauna, erano arrivate specie africane, il gruccione, pensiamo tra tutti, ma l'airone guardabuoi chi se lo sarebbe mai aspettato? E adesso è una specie comunissima di cui qui dentro c'è una grande garzaia e con lui ci sono altri ardeidi, c'è l'airone cenerino, c'è la garzetta, eccetera, eccetera. Quindi questo parco è un parco vivissimo da questo punto di vista, è ricchissimo di fauna selvatica. Nessuno gli ha detto di venire qui, si sono arrangiati, anche loro hanno fatto i clandestini in città, come li chiamava Fulco Pratesi qualche decennio fa. Ecco, infine, la terza componente del valore di questo grande parco è il valore ricreativo e didattico. Già oggi si fa parecchie attività di visite guidate, di scolaresche, eccetera, ma il potenziale è molto grande, perché volendo questo potrebbe diventare veramente un centro di didattica non solo sugli aspetti legati alla villa, ma anche di didattica ambientale, perché fuori dalla porta di questa villa ci sono zone umide, ci sono prati stabili, ci sono foreste, ci sono alberi di tutti i tipi, quindi è un luogo ideale per poter fare delle attività didattiche. Ecco, abbiamo visto che i boschi, e scusatemi da adesso in poi, i prossimi pochi minuti mi concentro su questo, i boschi che ci sono qui dentro, che qui evidenziate, dove si trovano all'interno del grande parco,
sono in un certo senso figli del disordine, cioè c'è stata una decadenza, si sono arrangiati, sono entrati e poi nessuno ha più avuto il coraggio di toglierli, erano al posto sbagliato, ma vuoi vedere che tutto sommato invece sono finiti al posto giusto. Sono dei boschi sui quali la Regione Veneto ha già investito, con 2 interventi dei fondi per le sistemazioni idraulico-forestali, sono stati fatti 2 interventi su circa 1/3 di questa superficie, tra il 2005 e il 2010, sono stati fatti azioni di controllo delle specie infestanti, perché che ci piaccia o non ci piaccia siamo un pochino localisti, quindi la Brousonezia no, la Robinia no, meglio magari l'acero campestre, il carpino bianco, le farnie, cioè gli elementi sì della foresta, però della foresta nostra, della foresta planiziale nativa di questo territorio molto molto particolare. E termino anch'io, perché non possiamo non parlare di boschi di pianura di epoca veneziana. Allora, dicevo prima, noi siamo molto orgogliosi della nostra storia, della nostra appartenenza, da dove veniamo, e facciamo di tutto per tenere a posto ciascuna delle conchiglie di questa sala, però ci dimentichiamo che quella Serenissima Repubblica, che alla fine è alla base della nostra ricchezza di questo patrimonio architettonico, aveva costruito con altrettanta intelligenza e con altrettanta determinazione un sistema di foreste nella pianura che oggi noi chiamiamo i boschi della Serenissima. Era un sistema di querceti sostanzialmente, perché se il faggio per i remi lo prendeva dalla foresta del Cansiglio, se i pennoni delle navi li prendeva dalla foresta di Somadida vicino ad Auronzo, fluitati tutti attraverso un sistema mirabile che permetteva di portare questo legname fino all'arsenale, i boschi di rovere dov'erano? Le roveri, le farnie, sono alberi di pianura, ma la pianura veneta era stata radicalmente coltivata in ogni suo metro quadrato e quindi Venezia impone alle terre di pianura del Veneto di ricostruire i querceti e riesce a farlo, potremmo dire oggi, manu militari, perché era interesse strategico della Serenissima avere i suoi legni per l'arsenale e difatti era tutto sotto il controllo dell'arsenale la gestione, la ricostruzione e la gestione di questi boschi. Di questo incredibile sistema, alla fine degli anni '80 del secolo scorso, non vi ho dato un numero, erano circa 10.000 ettari su 1.100.000 ettari di pianura veneta e altrettanta pianura friulana. Quindi Venezia comunque aveva imposto di ripiantare i boschi su circa l'1% della superficie della sua pianura, ma era quanto gli serviva per avere le roveri da filo da mandare per costruire lo scafo delle navi, che era la parte fondamentale se tu volevi costruire una galeotta o una galeazza, a seconda di quello che doveva essere il fine poi di quella nave, o anche una cocca, una nave tonda in generale. Ecco, di tutto questo, alla fine degli anni '80, quando io frequentavo i corsi di laurea in scienze forestali all'Università di Padova, erano restati 50 ettari. Cioè di quello noi avevamo raso al suolo tutto e nessuno se n'era più di tanto preoccupato dicendo anche quella era storia del nostro territorio. Ecco, da quel momento sarà lo spirito del tempo, sarà la nostra cultura che si evolve, comincia a esserci una voglia di boschi di pianura che nel Veneto diventa rapidamente contagiosa e cominciamo a ripiantare i primi boschi di pianura. Quello che vedete a sinistra è il primo bosco di pianura ricostruito nella pianura veneta dopo 200 anni, sulle prese dell'acquedotto di Padova. Intorno a quei boschetti si è creato ormai un movimento. L'anno scorso in quel di Sandrigo questo mondo si è riunito. Questo mondo ha dato origine agli Stati Generali dei Boschi di Pianura, a cui un'assise a cui hanno partecipato circa 350 persone, e da quel momento ci siamo dati come veneti un obiettivo. Abbiamo sottoscritto un documento che chiamiamo la Carta di Sandrigo e ci siamo dati l'obiettivo da qui al 2050, siamo forestali, non abbiamo fretta, di ricostruire almeno una parte di quel patrimonio di boschi di pianura che segnavano la nostra pianura. Finisco osservando che ho iniziato dicendo che siamo su un terrazzo fluviale che guarda il Brenta. Cosa si vedeva dentro il Brenta nel 1500? Si vedeva un'immensa foresta lungo il fiume che correva ininterrotta da Bassano praticamente fino a dove poi veniva strettamente regimentato, ma in questa parte alta c'era una di queste grandi foreste padane. Ecco, io auspico che questo secondo legame che c'è con il Brenta non è solo un legame di acque, ma è anche un legame di alberi, possa qui riprendere
partendo magari da quei nuclei che sono arrivati clandestini, che si sono infilati qui dentro senza volerlo, e che proprio per quella funzione didattica di cui parlavo prima, i boschi che stanno intorno e dentro al parco di Villa Contarini possono diventare modello e motore per la ricostruzione di questa parte fondamentale della nostra eredità culturale. Grazie.